Che era miniera per un attimo. Come si chiamava? Il paese là, come si chiamava? Il paese lì Scalon. No, dove che era i sassi, dove che Sì, sì, lì è sempre Scalon praticamente, perché lì più fuori è Scalon. E niente, era sta miniera, sta piccola miniera dove raccoglieva sti sassi e li portava via sulla ferrovia. Come si chiamava quel posto? Solde finge l'oro. E come lavoravi? Gli aveva un frantoio, quelli grandi, e dopo li masnea e li buttava su delle pala pic, sì, d'accordo, ma li buttava dentro su dei contenitori, no? E dopo in dia non mi ricordo più se era camion vecchi o se era già vagoni di treni. E quanto tempo hai lavorato? Diversi anni, 20 anni sicuro. Dove li trovavi questi sassi? Dove li trovavi? Là sul posto. Sul posto. Picco e pala, come diceva? Col picco come li trovavi? Sì, col picco era il bavile. Picco e bavile. E sempre Scalon. Come mai sto nome qua? Allora le versioni le due. Una le perché Scalon sarebbe anche il primo palo della vite, non del filare delle vigne. Allora capito? E sì. Siccome che tanti anni fa, e se va dalla parte delle gallerie lo osserva che proprio Scalon lì viene da una gran frana, praticamente, no? Era stato pal sol l'unico in piedi, lei dice che le causa quella gli ha detto era stato Scalon, era stato solo che quello. E che siamo ancora sto palo? No, paese palo. Si parla sempre dei tempi che furono? Dei tempi che furono. Che palo era di legno? Sì, di legno, vedete. Ecco, che sarebbe il primo filare del primo palo, quel grosso che tira su tutti i fili. E da questa frana qua sta in piedi solo sto. E infatti se lui va là sulla ferrovia, dalla parte per la vedrà che è proprio una frana. E sopra che nel paesino. Le scaloste in diese case e poi che non è. Dalla parte di là. E vedrà proprio bene sta frana. E sopra che se puoi passare. Sì, tramite la passerella. E che c'è una strada dopo? Sì, una strada porta a Feltre. Ah, c'è una strada grande? Sì, la strada grande. La luce me lo osserva vedrà che. E a passerella, come si chiama la passerella a proposito? Il Ponte Bailey. Bailer. Bailer, sì, l'è fatto provvisorio? Provvisorio, sì, lì del genio civile. Perché non l'ha fatto quel ponte? Perché deve sempre esistere una volta. Ma lì cascato causa l'alluvione del 4 novembre là, del 66. E che ponte che era prima? Il ponte di quelli come tipo quelle busche praticamente. L'anno, sì. Ma è quello più avanti invece, che ponte sia? Il ponte della Madonna del Piave? Sì, dei Fanti. Ponte Fanti, ma come che paese sia? Il ponte dei Bassi? Sì, sempre dei Bassi. E quello non vediamo anche quello prima, no? No, mai. Ma quello è nuovo? Quello è nuovo. No, era mi dice a seconda versione di Scalon. Allora, una è di sto palo, che è il primo palo, prima versione. E che altra che diceva? Ma la più probabile è che salvo che nella galleria. Sì. Prima della galleria che era una stradella che passava sotto, quella era non bianca. Prima, ancora, ma allora prima della guerra del 15-18, e era un sentiero che andava su per sopra, e andava a basso. E là gli aveva fatto una scala grande, perché la roggia era abbastanza, che era 20 metri di slivello, e che era sta scala, che era montata in legno probabilmente. E lui diceva, quando che qui davanti dice andiamo dentro, passiamo sto scalone, e passiamo dopo la Scalon e andiamo dentro da Scalon e così è nato Scalon probabilmente, che lei fosse la più sicura. Che era insomma sta scala Sì, sta scala enorme di legno lunga, montata, sì, legno. Ma perché era così ripido? Sì, basta che l'arma era molto ripido passare. Per passare di acqua, andare a basso, l'unico modo era sta scala di legno. Sì, perché una volta là che era anche di là che al castello, che era la frontiera, no? Dove che le zattere le pagava il dazio, no? Ecco. I bracconieri e i trafficanti per non pagare il dazio gli fa il giro per sto scalone, no? Hanno capito, per sta scala enorme che andava su e andava dall'altra parte. Interessante, ma sei tu sicuro che non c'è più neanche una traccia di queste scale qua? No, per quella in legno non è più niente, che ne è un sentiero che dopo l'ha fatto ancora della guerra del 15-18 che andava sui muri con i cannoni per buttare via sul grappa. Ma che frontiera che era? Era quella degli austriaci italiani sotto Venezia. Arrivava solo che fin qua, era Venezia? Sì, arrivava fino a Vas.
praticamente la frontiera era là. Era il Castelnuovo di Nel Guerra. Castelnuovo, là, e di qua che n'era una torre, e in mezzo che n'era la catena, e allora le zappere tutti qui che doveva passare, doveva pagare. Se non Ma che come al aspetta, solito ma- c'era sempre sta gente che non pagava e faceva sto giro per sto scalone. Ma il Cadore non era sotto Venezia una volta, allora come non avevi sì? Che frontiera era? Si non infia le scale del primo anno. Non so, vabbè, comunque è interessante. Mi sono sicurissimo che là che n'era La frontiera. la frontiera, sì. Era Era dei sotto- quadri storici dell'ora che dopo li ha ripresi Calabrò là, che ha fatto delle litografie e la storia l'ho presa un po' a cavallare. Comunque una volta ho sempre fino a 15 anni sapevo sempre che Scalone era perché era restato l'unico palo da sta frana, che era restato solo quello. Però dopo andando proprio alla ricerca ben forse è proprio la seconda versione, la più vera, quella della scala. Che c'è anche tutte e due. O anche tutte e due, Adesso Scalone è sempre sotto comune di gas. Vas, Caorera è sotto il comune Di gas. Qua siamo sotto il comune di Vas. Sì, fino là al paesino delle Marziai. A metà però, Metà. dalla Valle fuori dei Martiei, la Valle niente Martiei. Perché è grande, è anche diviso. In due, nella valle che la divide, qui sono Che i valle che c'è? Che c'è una valle. della Corte. Valle della Corte perché Sì, c'è un direi. fiume. Ma lei la Valle della Corte fa confine, super Sì, sì, su là, ma quando il paese Ma non so se sì. si chiama Valle della Corte. Ma c'è un coso che viene ora, che si chiama Corte, un torrente. No, non è un torrente, le Guarda che quasi, ogni tanto piove. sì, le navali proprio, Non è che... non è acqua praticamente. Ho capito, questo è Scalone. E quanti abitanti ha Scalone adesso? Adesso che ne avrà 60, Che poche case, quante case sarai? e tante le case ma lei disabitava ormai, E dove sei andati sta gente? No, tutti via, Perché? perché che n'era povertà, e là tanti si sposati e andati via emigranti, poi chi in Belgio in miniera, chi Ma comunque Francia, Piemonte, tanta gente. tanti a Varese. Piemonte, Lombardia. a Varese avevamo un meo scalone, Perché? in provincia di Varese, perché forse là che n'era Sì, gli anni A che far ne fanno cosa lavoro. Varese? In fabbrica scarpe, o sì campi? sì, in fabbriche. No, questo lei già mia mamma, tutti i fratelli, le sorelle, praticamente sarà 40 anni fa praticamente, no, tanto tempo. Dopo sta guerra? Sì, perché prima era in 200 a Scalone, e sono tirati in 60. Io uso da Quero invece. Mi sono a Scalone, Ah, ma sono andata, dopo sposare sono andata a stare a Quero. adesso abita a Quero? Sì. Insomma è andato in mezzo paese, è andato via se vuol dire. 3/4. E tre quarti, ma a Varese che se ne bea colonia del Scalone. Sì, e ne tanti. E non sa mica qualche paese preciso del Varese, che magari eventualmente se ne capita andare a sentire questa E ne storia. albizzate, Come? Albize. solbiate arma, e Solbiate ne hanno. perché una settimana fa avevo 2 sorelle, una lei tornava alla base, e Ah, ancora una che abita là. Sua sorella. Sì, e che ne una via che tutti in Mazzalovo, Io vengo tutti... qua con sua sorella, e se mi dici Ah. come, cosa che fa per sentire cosa, come mai che sei andati via, cosa Ma che è dici? andata via, è stata via solo che 10 anni. Ma sei giovane, sua Sì, sorella? mia sorella aveva 30 anni, è andata via 20, Ho ma lei capito. tornava. Ma che altri ora, vabbè, comunque eventualmente se continuo sta ricerca, perché adesso guarda arrivare fin su a Sappada, chissà quanto che va avanti, ma un poco alla volta, e dopo spero di riprenda. E eventualmente come si chiama, come si chiama, che poi veniamo a trovare, così te mi spiega ulteriormente. Ma non è mia che sai e tanto, No, ma io ho tutte che sai, ma questa storia di immigrazione che sia un mezzo paese diciamo che via mi interessa perché come adesso che sentivo a Puebla a Cibillo, che se così viene sempre queste storie che magari uno si chiama che altro che i parenti per sentire un po' capito? Al limite roba che soldiate hanno ma se sa sua sorella sa qualcosa può darsi io come Sì, mi chiamo Mazzalovo Luggiano, ah mazza qui di Antena 3 si dimmi così. io qua dal posto Allora era a Scalone a Caluma, è andata a stare a Monte Belluna.